A Roma. Professioni a confronto sulle implicazioni giuridiche proprio del loro operato. Il tema è stato al centro di un convegno a Roma, presenti commercialisti, notai, avvocati, consulenti del lavoro, ma anche politici e magistrati. Laura Chimenti. Non quello che la legge dice. Il tema è complesso e di grande rilievo, il rischio penale nelle professioni liberali. Di questo si è discusso a Roma, dei reati dei professionisti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, del loro concorso ai reati tributari, ma soprattutto delle regole affinché non si degeneri in negligenza colposa, se non addirittura in dolo. Per la prima volta le professioni si sono confrontate tra loro con la magistratura, la politica e i giornalisti. L'Agenzia, in linea anche con quella che è stata la previsione della legge di delega, ben vede un discorso di alleggerimento e di concentrare solo sulle ipotesi squisitamente sostanziali la tutela penale per determinati comportamenti. Si è discusso anche della condotta delle professioniste, del reato di riciclaggio, dei profili sanzionatori amministrativi e penali, della normativa antiriciclaggio. Per i commercialisti è importante rivedere questa norma, soprattutto per quanto riguarda, dicono, gli oneri formali. Siamo favorevoli al contrasto all'evasione fiscale, alla lotta all'antiriciclaggio in sede nazionale e internazionale, ma alcuni adempimenti della normativa antiriciclaggio sono veramente ridondanti per i nostri studi professionali.